Mentre a Washington Reagan e Gorbaciov firmano un trattato per l'eliminazione dei missili a media gittata in Europa, nel 1987 in Unione Sovietica cambiano le procedure elettorali con più candidature a scrutinio segreto. Lontanissimo il dibattito sulla Brexit, a Londra Margaret Thatcher ottiene il terzo mandato da primo ministro del Regno Unito. Ma il 1987 è anche l'anno in cui sono prodotti i pantaloni che a tutt'oggi vengono consegnati al personale della Polizia Stradale di Mestre, un simbolo, secondo la segreteria provinciale di Venezia dell'FSP, la Federazione Sindacale di Polizia, di quanto siano trascurate la stradale e la Polizia Ferroviaria di Venezia, Mestre e Portogruaro, un corpo quest'ultimo, secondo i sindacati, dimenticato da tutti. A noi ci manca i mezzi di tutela. I mezzi di tutela lo spray, in particolar modo, lo spray urticante, in particolar modo per evitare lo scontro corpo a corpo con l'aggressore o l'esagitato che sia. Nonostante il contesto difficile nel quale debbono operare, soprattutto di notte, agli agenti Polfer di Mestre mancano anche i nuovi cinturoni, arrivati ai colleghi delle volanti nell'oramai lontano 2013, molto più versatili e sicuri, e non solo quelli. Lo spray per noi è un'utopia. Voi l'avete richiesto? Come funziona? L'abbiamo richiesto, come abbiamo richiesto oltre allo spray anche le fascette, abbiamo in dotazione delle fascette, abbiamo fatto dei corsi particolari di aggiornamento per fermare le persone in stato di agitazione, in particolar modo sia in senso aggressivo sia anche in senso violento per se stessi. Le fascette non lo so, non ci sono, non si sono proprio mai viste. E lo spray invece da quanto tempo lo state chiedendo? Beh, da quando è uscito, da quando l'abbiamo in dotazione, è stato sempre richiesto e Non è ancora arrivato. non è ancora arrivato.